100 matricole a partire da settembre. Il corso di medicina d'emergenza dell'Università di Padova sbarca a Venezia. Le aule di studio ricavate negli spazi dell'ospedale San Giovanni e Paolo, dove ci sono a disposizione anche i laboratori. Firmata l'intesa tra Università di Padova, Regione Veneto e ULSS Serenissima. Noi siamo certi, già parecchi anni fa, quando abbiamo aperto quasi 6 anni fa il corso di laurea in Medicine and Surgery, quindi il corso di laurea internazionale in medicina e chirurgia, l'idea era di partire su Venezia, proprio perché Venezia è una città internazionale che quindi può richiamare sicuramente studenti internazionali. Devo dire che negli anni gli studenti internazionali alla nostra università in generale stanno crescendo sempre moltissimo. Attualmente abbiamo circa l'11% degli iscritti sono studenti internazionali, però sicuramente su Medicine and Surgery puntiamo ad avere un numero veramente cospicuo di studenti. Questo corrisponde anche un po' alla vocazione internazionale, che è la cifra caratterizzante anche di Ca' Foscari a Venezia. Sì, di sicuro, e poi diciamo che è la cifra un po' anche del nostro Ateneo a Padova, no? Noi siamo cresciuti e siamo nati poi e prosperati anche durante la Serenissima, e la nostra università, proprio perché è nata più di 800 anni fa, io dico sempre con un atto notarile, non per editto papale o decreto regio, quindi era una delle poche università medievali che poteva accogliere studenti da tutta Europa indipendentemente dal credo e dalla fede religiosa, e questo ne ha fatto veramente poi la sua grandezza, per cui diciamo che non ci siamo inventati niente, cioè dobbiamo attrarre studenti da altri paesi che non siano l'Italia, quindi riuscire ad avere degli altri bacini di provenienza di giovani studenti e studentesse, e poi però il territorio e quindi il paese deve preoccuparsi di riuscire a trattenerli una volta che questi si sono formati. Portare la facoltà di medicina da Padova a Venezia vuol dire che questa collaborazione, questa attenzione, questa complicità sta funzionando ancora, è tutto nell'interesse della gente, della popolazione e soprattutto della scienza. Un grande risultato, è uno dei due sogni che ho sempre avuto per medicina. Treviso che è conclusa, sono i 6 anni, quest'anno sono state le prime lauree, e dall'altro portare la facoltà di medicina e chirurgia tutta in inglese a Venezia, la realizzazione di un grande progetto. Vedrete che da qui potrà solo che crescere. Ma un lavoro di squadra, di sinergia con l'Ateneo di Padova, proprio nel cercare di mettere al centro il problema della carenza del personale. Quindi noi abbiamo lavorato per aumentare i posti, e il dato che io vi do è che l'anno accademico 2019-2020 tra Padova e Verona, i due Atenei, avevamo circa 530-540 posti. Nuovo anno accademico tra i due Atenei abbiamo 930, quindi siamo aumentati moltissimo. E si chiude il cerchio di una rete formativa diffusa in tutto il Veneto? Sì, questo è anche il grosso tema. Quello che era appunto l'idea che ci ha spinto era anche dire: ok, noi siamo molto presenti nel Trevigiano, siamo ovviamente presenti in Padova, si creava questa area non coperta dal punto di vista di medicina, e credo che questo genera allora un'area molto omogenea, di qualità, e che, voglio dire, non può che avere effetti positivi anche sulla qualità dell'assistenza.